Ex fidanzati non hanno fatto più ritorno a casa dopo essere usciti insieme sabato sera. Ore di angoscia per le famiglie a Vigonovo e Torreglia. Trovate tracce di sangue nella zona industriale di Fossò, a pochi passi dalla casa di lei. Il racconto dello zio di Giulia, un vicino ha riferito che lui l'ha trattenuta in macchina e lei ha urlato. Ricerca a 360 gradi in tutto il nord-est, sorvolo con l'elicottero dei vigili del fuoco tra Treviso e Pordenone dopo l'avvistamento della vettura nella Marca orientale, nel Bellunese e in Friuli. La Polizia Locale di Venezia avrà a disposizione 71 nuove automobili che permetteranno la dismissione di tutti i vecchi mezzi, ma dice il sindaco Brugnaro occorrono leggi più severe contro la microcriminalità. A Venezia sicurezza insufficiente sia per i cittadini che per i dipendenti del trasporto pubblico. Il consigliere regionale Montanariello commenta così l'aggressione di un gruppo di borseggiatori ad un marinaio a CTV. L'attività dell'urologia dell'uso del 3 è salita del 20% e più di un paziente su 10 viene a curarsi da altri territori. Ad un anno dalla nomina di 3 dei 4 primari il bilancio dell'azienda sanitaria. Un attacco russo ha colpito il Museo delle Belle Arti di Odessa, patrimonio dell'UNESCO. La denuncia e lo sconcerto della città gemellata con Venezia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Questi i titoli, ma partiamo subito con il sondaggio che vi presentiamo questa sera. Riguarda la crisi della sanità. La domanda alla quale vi chiediamo di rispondere è questa: crisi sanità, liste d'attesa e rette RSA. Ha ragione Tosi, lo avete sentito Tosi nei giorni scorsi da noi intervistato. Se la vostra risposta è sì, numero 0422 16 691, 0422 16 690. Se la vostra risposta è no, l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Ma veniamo alla nostra notizia d'apertura. Continuano incessantemente le ricerche di Giulia e Filippo, i due ex fidanzati 22 anni scomparsi da sabato sera. Si cerca in tutto il nord-est e sono ore d'angoscia per le due famiglie. Ci colleghiamo subito per tutti gli aggiornamenti in diretta con la nostra Ilaria Marchiori. Buonasera Ilaria. Buonasera Francesca, buonasera ai nostri telespettatori. Non solo ore d'angoscia ma anche di speranza, visto che ci troviamo ancora qui in via Aldo Moro a Vigonovo, alle mie spalle l'abitazione di Giulia, all'interno i familiari. Naturalmente ci sono il papà, lo zio, che abbiamo sentito anche oggi ai nostri microfoni lanciare proprio un appello a Filippo e Giulia per ritornare a casa. Quindi ogni minuto che passa le speranze non si spengono, perché quello che ci dicono i familiari è proprio che sperano che ritornino a casa i due ragazzi, Giulia e Filippo, al più presto. Potrebbero esserci novità anche in questi minuti, anche mentre siamo qui, perché le forze dell'ordine che stanno lavorando lo stanno facendo a 360 gradi e ben oltre anche la provincia di Venezia, come sentiremo tra pochissimo nel prossimo servizio. Una novità è quella che domani potrebbe essere istituita addirittura una vera e propria cabina di regia interforze per poter così lavorare insieme e cercare l'auto su cui sta viaggiando Filippo, che si sta spostando in varie zone, in varie province. Ma per tutti i dettagli sentiamo questo servizio con anche la testimonianza dello zio di Giulia. Filippo e Giulia, fatevi sentire, noi vi aspettiamo a braccia aperte. Qualsiasi cosa sia successa, noi siamo pronti ad accogliervi come prima e anche meglio. È l'appello disperato dello zio di Giulia Cecchettin a lei e l'ex fidanzato Filippo Turetta, di cui non si hanno più tracce da sabato sera. La famiglia, il papà, il fratello di 17 anni e la sorella di 26 di Giulia, perché la mamma è mancata un anno fa, escludono la fuga volontaria, anche perché la ragazza deve laurearsi a giorni. A Filippo mancano invece solo pochi esami, secondo quanto ha riferito un suo amico, Luca, che conferma la fine della relazione tra i due lo scorso agosto. Il 22enne aveva sofferto per la rottura, ma sembrava essersi ripreso e i due erano rimasti in buoni rapporti, come conferma lo zio della ragazza. Erano rimasti amici e si frequentavano anche nell'ambito universitario, probabilmente anche si aiutavano un po' negli studi. Ultimamente Giulia aveva un po'
abbandonato l'aiuto nei suoi confronti, perché giovedì prossimo è prossima alla presentazione della tesi di laurea, c'era la festa organizzata. Sabato sera però, dopo essere stati alla nave De Vero a Marghera, i due avrebbero litigato verso le 23:15 in un parcheggio di Vigonovo, poco distante dall'abitazione di Giulia in via Aldomoro. A 50 metri da casa, a quell'orario, una persona che stava fumando nel suo poggiolo ha sentito delle grida di dolore, di richiesta anche un po' di aiuto da parte di una ragazza. La macchina individuata sembra essere quella che sappiamo guidare Filippo. Sono stati chiamate le forze dell'ordine, ma la macchina si è dileguata, è una donnina di casa, si è presa l'incarico di seguire la sua famiglia oltre agli studi. Insieme alla nonna teneva in ordine la casa, la Bianca. Sono ore di angoscia per le famiglie dei due ragazzi. Il papà di Filippo, accompagnato da un'altra persona, è stato ascoltato nel primo pomeriggio dai carabinieri di Teolo. I genitori, residenti in centro a Torreglia, si sono chiusi nel silenzio, mentre continuano le ricerche a 360 gradi. Il prefetto di Venezia ha attivato il piano per le persone scomparse e le ricerche dei carabinieri si stanno concentrando, oltre che in provincia di Venezia, anche nel Trevigiano e nel Pordenonese, dove sarebbe stata avvistata l'auto guidata da Filippo, grazie agli occhi elettronici dei dispositivi di lettura targhe installati in molti comuni. I vigili del fuoco stanno sorvolando la zona con l'elicottero, mentre i carabinieri hanno messo in campo anche i reparti speciali, unità cinofile e cani molecolari per la ricerca di persone del nucleo cinofili di Torreglia. Questa mattina il sopralluogo della scientifica nella zona industriale di Fossò, poco distante da Vigonovo, dove sono state trovate delle chiazze di sangue. Nel tardo pomeriggio le ricerche si sono allargate anche nella zona di Trento e Belluno. Di qui l'appello dell'associazione Penelope che segue la famiglia di Giulia. Focalizzatevi a vedere questa macchina, un grande punto di colore nero e la targa che abbiamo elencato in locandina, che magari vi posso anche comunicare. Il numero della targa è F di Firenze, A di Ancona, 015 Y e di Empoli, quindi guardarsi intorno. Ecco, avete sentito qual è l'appello, perché l'auto evidentemente sta girando. Tra l'altro una notizia che è arrivata da poco per quanto riguarda il bellunese, è stato avvistata ieri intorno alle 12 all'altezza di Ospitale. Viaggiava in direzione nord verso Cortina. Gli investigatori propendono addirittura per uno scollinamento verso Dobbiaco San Candido, quindi in zona Alto Adige. Si tratta solo di un alert sulla targa, quindi che non visualizza il veicolo, per cui non si capisce se all'interno potesse esserci Giulia oppure no. I carabinieri di Belluno comunque stanno verificando le telecamere di videosorveglianza di quelle che possono essere state le zone toccate e percorse da Filippo, e quindi anche per capire precisamente quale strada abbia percorso. Insomma, dicevamo, domani potrebbe essere istituita una cabina di regia. Queste sono ore di attesa e anche di angoscia per i familiari sia di Giulia che di Filippo. Sentiamo però ora la cronaca di questa giornata nel servizio di Chiara Gaiani, e io qui da Vigonovo restituisco la linea allo studio. L'ultimo contatto risale al sabato sera, da allora prima il telefono di Giulia Cecchettin, 22 anni, studentessa di ingegneria prossima alla laurea, poi quello di Filippo Turetta, coetaneo di Giulia e suo ex fidanzato, sono staccati. Sono stati insieme sabato. Nel tardo pomeriggio Filippo è uscito dalla sua casa di Torreglia, ha salutato i genitori ed è andato a Vigonovo a prendere Giulia. Una serata di spesa alla nave De Vero di Marghera, la cena, un messaggio di Giulia alla sorella, poi un cittadino che ha chiamato il 112 li avrebbe visti a 50 metri dall'abitazione di lei nel territorio di Fossò intorno alle 23:15. Erano a bordo di una Fiat Grande punto nera, l'auto di lui, da dove avrebbero sentito le urla di una ragazza forse trattenuta in auto, della concitazione, tanto da avvisare i carabinieri che giunti sul posto però non avrebbero più trovato traccia dei giovani.
Nella giornata di ieri entrambe le famiglie hanno presentato denunce di scomparsa. La famiglia di Giulia ai carabinieri di Vigonovo, quella di Filippo a quelli di Teolo. Immediate sono scattate le ricerche coordinate dalla prefettura di Venezia. Sin dalle prime ore è scattato il tam tam sui social, con gli amici in prima linea a rilanciare appelli. Giulia capelli castani, lunghi la frangetta e gli occhi scuri, sabato indossava una gonna marrone e un maglione azzurro. Filippo, occhi chiari, capelli corti castani, indossava sneaker bianche, jeans chiari con un elastico alla caviglia, felpe e giubbotto nero. I carabinieri stanno setacciando tutta l'area intorno al punto di quello che potrebbe essere l'ultimo avvistamento e stanno sentendo i familiari, gli amici, i compagni di studio dei giovani iscritti entrambi alla facoltà di ingegneria di Padova. Chiunque avesse notizie o avesse visto i due giovani è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine. Voltiamo pagina, pronti ad aggiornarvi laddove dovessero esserci delle novità. La Polizia Locale di Venezia avrà a disposizione 71 nuove automobili che permetteranno la dismissione di tutti i vecchi mezzi. Ma dice il sindaco Brugnaro, occorre che a livello nazionale si facciano leggi più severe contro la microcriminalità. Nei prossimi giorni saranno tutti a disposizione del Comando Generale della Polizia Locale di Venezia i 71 nuovi autoveicoli presentati in Piazza Mercato a Marghera, dove erano schierati anche i nuovi ufficiali che frequenteranno il master universitario in management dei servizi di polizia locale, organizzato dal Comune in collaborazione con Cafarsetti. È un rafforzamento, c'è un percorso che noi stiamo facendo da quando io sono arrivato di potenziare la polizia locale. Abbiamo agito prima con la ristrutturazione del corpo e con l'inserimento di tanti giovani. Le nuove automobili elettriche o ibride consentiranno la dismissione di una ventina di automezzi con più di 250.000 chilometri e non più efficienti. A Marghera c'erano anche i nuovi mezzi in dotazione al gruppo comunale di protezione civile. Sono mezzi che saranno impegnati quotidianamente sia per quanto riguarda la polizia locale, quindi a servizio degli agenti, sia per la protezione civile, per il personale dell'ufficio di protezione civile, ma anche per i volontari. Sono mezzi importanti perché saranno operativi tutti i giorni, quindi quotidianamente a servizio della città, sia per la sicurezza, diciamo quella più urbana fatta dagli agenti di polizia locale, ma sia anche quella ambientale per le persone che operano in protezione civile. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce e il comandante generale della polizia locale Marco Agostini. Ma al di là dell'impegno della polizia locale c'è però qualcosa che dovrebbe essere cambiato a livello nazionale. Costruire una proposta alleggerita, magari appunto un giudice di pace penale con poteri limitati, se vuoi, di carcerazione, però non è possibile che le persone pensino di fare quello che vogliono, delinquere. Sono piccoli reati, però anche il piccolo borseggio di 200-300 euro, un anziano, costa molto. Noi abbiamo fatto adesso una delibera in cui rimborsiamo l'anziano per quasi costringerlo a presentare denuncia, perché noi vogliamo che emergano gli atti di delinquenza, non siamo per cancellare nulla, anzi vogliamo enfatizzare tutto quello che c'è e grazie ai cittadini che ci segnalano. A Venezia ci sono livelli di sicurezza insufficienti sia per i cittadini che per i dipendenti del trasporto pubblico. Il consigliere regionale Dem, Jonathan Montanariello, commenta così l'aggressione di un gruppo di borseggiatori ad un marinaio ACTV avvenuta a Piazzale Roma venerdì sera. In città ci sono bande che agiscono in sostanziale libertà, aggiunge ancora Montanariello, e condizioni lavorative inaccettabili per gli addetti dei trasporti. Auspico, conclude, che questa interminabile sequenza di episodi possa finalmente spingere ACTV e Comune ad assumere misure di tutela adeguate. L'attività delle urologie dell'USL 3 è salita del 20% e più di un paziente su 10 viene a curarsi da altri territori. Sono positivi i dati dell'urologia dell'USL 3 Serenissima. Da gennaio a ottobre l'attività è in forte crescita rispetto all'anno scorso. Gli interventi dell'equipe di Mestre, Venezia, Dolo e Chioggia sono stati 2.463, con un aumento dell'attività chirurgica realizzata con il robot operatorio del 58%. Confrontando l'attività dei primi 10 mesi di quest'anno rispetto ai 10 mesi del 2022, si è assistito a un aumento di circa il 20% di ricoveri, 15% di interventi chirurgici
benissimo. A un anno dalla nomina di 3 dei 4 primari, l'azienda sanitaria veneziana traccia un quadro che definisce lusinghiero. Ma direi che è una situazione in evoluzione estremamente positiva. Abbiamo un gruppo di urologi giovani motivati che stanno portando le più recenti modalità di trattamento nell'area veneziana con un buon successo, anche perché stiamo attirando persone dal di fuori della nostra area cittadina. Da poco più di un anno diciamo che quello che stiamo portando avanti è l'implementazione soprattutto della chirurgia robotica, con una macchina che ti consente di vedere molto meglio, molto più amplificato e di operare in una situazione molto più comoda. Con l'arrivo anche di altri specialisti, e quindi adesso ci dedichiamo a tutta la patologia sia maggiore che minore, e abbiamo una discreta attività per quanto riguarda il day surgery. Noi stiamo aspettando con ansia che venga completata la nuova piastra chirurgica che vediamo crescere davanti ai nostri occhi giorno dopo giorno, e che questo porterà sicuramente un grosso incremento da un punto di vista quali e quantitativo delle attività chirurgiche che si potranno svolgere presso il nostro ospedale. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Un attacco russo ha colpito il Museo delle Belle Arti di Odessa, patrimonio UNESCO. Odessa, città gemellata con Venezia. Un vero e proprio colpo alla cultura e all'umanità, quello sferato dai russi al centro storico della città ucraina di Odessa. Gravi danni al Museo delle Belle Arti. Il sindaco Trukhanov, insieme all'ambasciatore italiano Attilio Maliani, ha informato del triste accaduto la rappresentante dell'UNESCO in Ucraina, Chiara Dezzi-Bardeschi, rivolgendosi anche al governo italiano e ai sindaci di Venezia e Genova. Questo è il risultato stasera dell'attacco terroristico russo nel cuore della città di Odessa. La Federazione Russa considera la culla della cultura e dell'arte un obiettivo militare. A 20 metri dal museo ci sono abitazioni civili, bambini, donne, uomini. E oggi è stato un attentato alla cultura, al mondo della cultura internazionale. Una chiara proliferazione della Convenzione dell'UNESCO, in una zona della Convenzione dell'UNESCO. Facciamo appello a nome del sindaco Trucano, della città di Odessa, della regione di Odessa, affinché si intervenga immediatamente e si applichino tutte le misure del caso per questo atto criminale. Odessa non si arrende, il sindaco Trucano è qui accanto a me e siamo esterrefatti dalla vigliaccheria e dalla malvagità della Federazione russa. Odessa non si arrende. È davvero tutto, grazie per averci seguito, buona serata. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. L'alta pressione anche martedì 14 novembre assicurerà tempo stabile e soprattutto clima mite per il periodo. È la cosiddetta estate di San Martino. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto cielo nuvoloso o coperto con nebbie sparse in pianura e nelle valli prealpine. Nelle ore diurne avremo una parziale diminuzione della nuvolosità, specie sui monti, e in dissolvimento le nebbie. Non è esclusa poi anche qualche locale schiarita. Le temperature saranno in lieve aumento, minime sui 3-6 gradi, massime invece comprese tra 11 e 14 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo risulterà piuttosto nuvoloso, come vediamo dalla grafica, con possibili locali nebbie mattutine in pianura e nelle valli. In tarda serata e nella notte probabili deboli piogge sparse. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà un'alternanza tra sole e nubi con isolate piogge sui confini più a nord. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.
Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.